Melchiorre Gioia. Quante volte ci siamo passati? Quante volte siamo rimasti fermi in coda e quanto è cambiata questa strada negli ultimi decenni? Tante le domande, ma ne manca sempre una. Chi era Melchiorre Gioia? Nato a Piacenza nel 1767, studia nel Collegio Alberoni, veste l'abito talare e si occupa sia di filosofia che di teologia. Scopre ben presto la passione per la politica, famoso il suo scritto nel quale sostiene un'Italia libera e repubblicana, sostenuta da istituzioni democratiche. Tesi, questa, che gli vale anche un premio. La notizia della vittoria gli arriva mentre è in carcere, visto che è stato arrestato con l'accusa di aver celebrato più di una messa al giorno a scopo di lucro. Scarcerato, grazie, si dice, alle pressioni di Napoleone, arriva a Milano. Rinuncia al sacerdozio e diventa giornalista, ma le testate per cui lavora vengono piano piano chiuse dalla censura austriaca. Incarcerato nuovamente per 14 mesi, viene liberato con la vittoria francese nella battaglia di Marengo. Nominato storiografo della Repubblica Cisalpina nel 1801, pubblica il trattato sul commercio dei commestibili e caro prezzo del vitto ed anche il Nuovo Galateo, ma i contenuti di questi scritti provocano la sua rimozione dall'incarico nel 1803. Nel 1807 passa alla direzione dell'ufficio di statistica che era appena stato creato. Inizia qui una sua febbrile attività di studi economici. Fu uno dei primi studiosi ad applicare la statistica nella gestione economica dei conti pubblici. Membro della massoneria, Melchiorre Gioia dopo il 1814 scrive parecchio: il nuovo prospetto delle scienze economiche, il trattato del merito delle ricompense, sulle manifatture nazionali e anche l'ideologia. Gli ultimi tre vengono messi all'indice e lui viene arrestato nuovamente, questa volta in compagnia di Pietro Maroncelli e Silvio Pellico per la sua cospirazione contro l'Austria. Dopo un anno di carcere scrive la sua ultima opera, La filosofia della statistica. Melchiorre Gioia muore poi a Milano nel 1829. Melchiorre Gioia. Impossibile pensare che sia soltanto una strada.